Obiettivo raggiunto per lo Spanesi Usma, la società di Caselle di Selvazzano che ha tagliato un grande traguardo, ovvero la promozione in Serie C. L'organico ad inizio stagione era sicuramente di livello, ma all'allenatore va il merito di averlo saputo amalgamare. L'obiettivo è stato raggiunto soffrendo molto perché siamo uscite spesso da partite con squadre anche di livello inferiore a noi dove abbiamo pagato moltissimo, abbiamo perso con l'ultima in classifica, potevano essere delle grosse mazzate come si suol dire, ma la squadra ha saputo reagire andando a prendersi i punti persi con squadre di livello più alto. Quindi è una stagione difficile perché quando sei lì che ti giochi tutte quante le chance ad ogni partita la pressione è altissima e con un po' di fortuna ma soprattutto con molto merito delle ragazze siamo riusciti a portare a casa questa promozione. Lo Spanesi Usma ha raggiunto la promozione in Serie C come terza classificata del suo girone, grazie a un gruppo che ha trovato ben presto l'assetto giusto. Sì, la nostra forza è sicuramente il gruppo, siamo molto unite e forse i nostri numeri non sono così eclatanti, però ci hanno portato in Serie C e noi ne siamo molto fiere. Ecco allora qual è il bilancio di fine stagione del capitano Zorzi. Il bilancio finale per noi è estremamente positivo perché ci siamo scoperte anche un gruppo molto unito, molto affiatato e diciamo le uniche cose negative sono state quelle partite che magari ci si poteva mettere un po' di grinta in più, però il bilancio direi che è nettamente positivo. L'Usma, Unione Sportiva Maria Ausiliatrice, è una polisportiva, ma in particolare nel volley sta vivendo un periodo di grande splendore. La pallavolo in Serie C vuol dire moltissimo perché noi abbiamo un movimento di base che parte dal mini volley e sicuramente la Serie C in questo momento rappresenta il volano per poter far crescere poi tutta la società. Non solo ci impegneremo a far sì che la Serie C diventi più a crescere, ma poi deve diventare anche uno spot anche per tutti gli altri settori dell'Usma che va dal calcio all'atletica al basket. Ecco, quindi è sicuramente un grande volano, un grande avvenimento quello di oggi. Ecco come le atlete descrivono la loro società. Mai avrei immaginato di arrivare qua, soprattutto con l'Usma che comunque è una società parrocchiale fatta di molta semplicità. Ma abbiamo visto che il lavoro, l'impegno, ma anche l'affiatamento possono dare grandi risultati e personalmente penso che molto lo dobbiamo alla nostra società che non ci ha mai fatto problemi, anzi ci ha sempre sostenute, al clima che ha, che secondo me è il giusto modo di interpretare lo sport. Luigino Beggio, allenatore storico e dirigente, sintetizza così lo spirito Usma, attento ai valori con un occhio rivolto anche alla qualità. Certo, si può ottenere benissimo l'uno e l'altro, però contenendo sempre lo spirito della nostra società, che è uno spirito se vogliamo parrocchiale, se vogliamo territoriale, cerchiamo di tenere ancora il nostro spirito e cercare di tenere la Serie C, se è possibile, più a lungo possibile. Ecco infine a chi vanno i ringraziamenti finali. Quando si viene promossi, tutti devono sentirsi parte del grande risultato. Alle ragazze della squadra che sicuramente hanno dato il massimo, ringraziamento all'allenatore, ringraziamento a tutti i dirigenti e non per ultimo anche allo sponsor principale che è Carrozzeria Spanesi che ci ha aiutato a ottenere questo risultato. Ecco.